Salve a tutti, risolviamo ora due esercizi su un riscaldatore elettrico che riscalda l'acqua. Allora, facciamo intanto questo esercizio. Il riscaldatore elettrico ha una potenza di 550 watt e dobbiamo scaldare 1,75 litri di acqua. E quest'acqua inizialmente a una temperatura di 24 gradi centigradi, scaldiamo per un tempo di 15 minuti 20 secondi e ci chiediamo quale sarà la temperatura finale. Allora, nel caso dell'acqua è facile, un litro è uguale a un chilogrammo, quindi non perdetevi in questo negli esercizi. 1,75 litri equivale a 1,75 kg d'acqua. Poi qua 15 minuti 20 secondi, 15 minuti 15 per 60 in 900 più 20 920 secondi. Quindi il calore che dà il riscaldatore elettrico è uguale a potenza per il tempo. E quindi la potenza è 550 watt per 920 secondi, e watt e joule su secondo. Qui abbiamo i secondi che si semplificano e troviamo 506.000 joule, che preferisco scrivere come 506 kJ. E così abbiamo trovato che per questo riscaldatore fornisce all'acqua 506 kJ di energia. Però adesso dobbiamo calcolare a che temperatura arriva, quindi usiamo la formula calore massa per calore specifico per differenza di temperatura, e da questo ricaviamo la differenza di temperatura che ci servirà proprio per arrivare al nostro risultato. Quindi qua dividiamo con mc, e quindi la differenza di temperatura è calore diviso mc. Mettiamo qua 506 kJ fratto 1,75 kg, e qui il calore specifico dell'acqua è 4,2 kJ su kg Kelvin. E questo anche spiega perché ho messo qua in kJ il valore e non in joule, perché questi kJ si semplificano con questi, e qua il chilogrammo si semplifica con questo, e trovo 1 fratto Kelvin e trovo una temperatura in Kelvin. Qua faccio il calcolo, trovo 68,8 Kelvin. Adesso ovviamente questa è la differenza di temperatura che è data dal riscaldatore elettrico. Ha aumentato la temperatura dell'acqua di così tanti, di 68,8 Kelvin, ma una differenza di temperatura in Kelvin è uguale a una differenza di temperatura in gradi Celsius. Quindi possiamo dire allo stesso modo che ha aumentato la temperatura dell'acqua di 68,8 gradi Celsius. Quindi a temperatura finale, a temperatura iniziale più questa differenza di temperatura, 24 Celsius che avevamo più 68,8 gradi Celsius, e arriviamo a 92,8 gradi Celsius. Ok, adesso facciamo un altro esercizio, sempre sul riscaldatore elettrico, un po' diverso. Adesso la potenza è di 450 watt, abbiamo 1,6 litri di acqua, come ho detto prima, allora equivale a una massa di 1,6 kg. Abbiamo una temperatura iniziale di 13 gradi Celsius, temperatura finale di 68 gradi Celsius, e ci chiediamo quanto tempo impiega il riscaldatore elettrico per scaldare dalla temperatura T1 alla temperatura T2. Intanto una cosa banale, vediamo quanto è la differenza di temperatura. È 68 gradi meno 13 gradi, cioè T2 meno T1, e troviamo 55 gradi Celsius. Però perché una differenza di temperatura possiamo anche esprimerla in gradi Kelvin. Non significa che 55 gradi Celsius è uguale a 55 gradi Kelvin come temperatura, ma come differenza di temperatura sì che è uguale. Va bene, allora adesso troviamo il calore che il riscaldatore ha fornito all'acqua, che è mc delta T, 1,6 kg, C dell'acqua è 4,2 kJ su kg Kelvin. La differenza di temperatura abbiamo appena visto è 55 Kelvin, qua Kelvin semplifica, chilogrammi semplificano e ci rimangono kJ. Qua si fa il calcolo e si trova 370 kJ. Adesso, vabbè, Q è uguale a P per T, noi ci interessa il tempo, e allora dividiamo con P. E allora qua abbiamo Q fratto P, il tempo è Q fratto P, il calore diviso la potenza. Il calore era di 370 kJ, la potenza era 450 watt. Adesso li ho scritti così direttamente, adesso vediamo se bisogna convertire. Infatti sì, perché i watt sono joule al secondo, però qua sopra ho kilojoule.
allora devo trasformare in joule, 370 kJ diventa 370.000 joule. Joule semplifica, qua 1 fratto secondo, trovo secondi. Qua si fa il calcolo e trovo 822 secondi. Adesso, ancora una cosa che può servire, trasformare 822 secondi in minuti e secondi. Se noi per trovare i minuti intanto dividiamo con 60 e troviamo 13,7. Comunque quello che ci interessa è che 13 è qualcosa, è più di 13 minuti, ma meno di 14 minuti. Allora, vediamo quanti secondi sono 13 minuti. 13 per 60 viene fuori 780. E quindi adesso dobbiamo vedere quanto ci manca fino a 822. 822 meno 780 è 42. Quindi il tempo è di 13 minuti e 42 secondi. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.